sentenza che ha condannato un capotreno padovano che aveva fatto scendere un passeggero con biglietto irregolare. Il commento del direttore di Antenna 3, tutta colpa di un Parlamento latitante. Condannato a 3 anni l'autista del furgone che 2 anni fa in A4 a Bergamo travolse l'auto con dentro 3 giovani trevigiani. La rabbia di una mamma, troppo pochi 3 anni per noi, l'ergastolo del dolore. 9 medici indagati dalla procura di Rovigo per la morte di un 64enne polesano ucciso da un'infezione al piede che non sarebbe stata curata in tempo. Nel pomeriggio a Mestre la marcia per la sicurezza organizzata per dire basta a degrado e criminalità. Appello al comune, siamo esasperati, fate qualcosa. Tragedia a Vazzola nel Trevigiano, 87enne attraversa sulle strisce ma un camionista non lo vede, lo travolge, nulla da fare per l'anziano. Crac Vicenza Calcio, giorno della verità, il tribunale dichiara il fallimento ma ne decreta l'esercizio provvisorio consentendo di non morire. Ora l'obiettivo è arrivare a fine campionato. Continua la polemica sul maxi fascio di luce del faro Ramses per celebrare i 100 anni di Porto Marghera, anche una raccolta firme per farlo spegnere. Annunciate 2 rate venete per il tour di Bob Dylan. In aprile il menestrello del rock, vincitore del Nobel, sarà a Verona e Jesolo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri notiziari. In primo piano il caso del capotreno condannato per aver fatto scendere un passeggero senza biglietto. Incredulità bipartisan per una sentenza incomprensibile. Secondo il governatore Zaia servono leggi che tutelino chi fa rispettare la legge. Sentiamo. Capotreno condannato per violenza privata e a rischio procedimento per abuso d'ufficio. E tutto per aver fatto scendere un viaggiatore che non aveva esibito il biglietto. Novembre 2014, stazione di Santa Giustina nel Bellunese, protagonista un ferroviere 51enne di origini trevigiane residente a Selvazzano. Il capotreno, dopo un violento diverbio sul biglietto irregolare sfociato in botte e minacce, fece scendere un nigeriano di Cadoneghe appoggiando sulla pensilina i suoi effetti personali. Da qui la violenza privata. Risultato, condanna a 20 giorni, mentre dello straniero non c'è più traccia, essendo stato espulso dall'Italia tempo fa. Duro il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Siamo rimasti tutti basiti perché si immagina che quando un controllore che fa il suo dovere chiede gentilmente, fra l'altro questo è stato acclarato, a chi non paga il biglietto di scendere e andare a pagarsi il biglietto prima di salire su un treno, alla fine a trovarsi il controllore condannato e la controparte fra l'altro sparita nel nulla, direi che un po' di imbarazzo c'è, per non dire altro. Un paese così è ovvio che va alla deflagrazione, un paese così è ovvio che va al fallimento. Bisogna fare in modo di dare ai giudici in mano leggi degne di questo nome. Solidarietà al capotreno dalla Filt CGIL del Veneto che chiede norme che tutelino le persone oneste. Non vorremmo, dicono dal sindacato, che questa sentenza insegni ai lavoratori che a volte è meglio far finta di non vedere. Di vicenda surreale parla Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo. Sempre più spesso le cronache ci raccontano di controllori e capotreni aggrediti e malmenati, rileva, e autori sono molto spesso persone che non avrebbero nessun titolo per essere sul territorio italiano. Elena Donazzana, assessore regionale di Forza Italia, esprime vicinanza e solidarietà parlando di sentenza assurda. Anch'io un mese fa sul treno Bologna-Padova ho fatto lo stesso, conclude, aiutando i controllori a far scendere dal treno 3 stranieri senza biglietto. Mi devo autodenunciare? Chiede provocatoriamente. Infine la senatrice PD Laura Puppato che definisce incomprensibile la sentenza per un gesto che sembrerebbe in linea col doveroso e corretto comportamento professionale del controllore. E di merito alla vicenda del capotreno sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Ci sono fatti di cronaca che ormai descrivono magnificamente la distanza siderale che separa le istituzioni dai cittadini. Un capotreno vuole fare rispettare le regole e chiede motivo a un passeggero che ha un biglietto irregolare, che non l'ha vidimato, e viene per tutta risposta picchiato e preso a calci e a pugni. Dopodiché viene condannato dal giudice e la sua vittima, tra virgolette, intanto è all'estero e se tornerà in Italia lo farà probabilmente per chiedere un risarcimento danni, così come succede al proprietario di un'abitazione violata dai ladri o dai banditi che si difende, spara in preda al panico e si vede poi chiedere dei soldi e a volte viene anche condannato, come è successo
a tanti veneti da giudici che ritengono che il carnefice abbia più diritti dell'aggredito. Sono cose assurde che dipendono dal Parlamento, che dipendono dal legislatore, e questa è la distanza ormai tra i cittadini e le istituzioni e la politica. Cioè, quando i cittadini vedono questa indifferenza, questo cinismo, il fatto che una classe politica approva leggi a suo uso e consumo e a suo vantaggio molto rapidamente, senza nessun problema, e non riesce a emendare una legge sull'eccesso di legittima difesa che è inqualificabile, o a fare in modo che un controllore, che un poliziotto non venga perseguito per aver fatto il proprio dovere, è una politica che non può essere rispettata. Poi quando la gente non andrà a votare il 4 marzo, quando ci sarà un'astensione altissima, perché queste sono le previsioni, ci si chiederà come mai, perché c'è una classe politica inadempiente che offende i cittadini e che continua a pensare ai propri affari. Quando la gente non andrà a votare il 4 marzo, le si potrà dare torto? Ed un'altra sentenza che fa discutere è quella di condanna a 3 anni per l'autista del furgone che 2 anni fa in A4 a Bergamo travolse l'auto con dentro 3 giovani trevigiani di ritorno da un concerto. Morirono tutti e 3 ed ora i familiari, i genitori dicono sono troppo pochi 3 anni per 3 vittime. Sentiamo. Il massimo della condanna che era in quel momento. Però la condanna l'abbiamo noi a vita, perché non ci sono più. Il dolore e la rabbia nello strazio di una mamma che ha perso un figlio e che non riesce ad accettare il verdetto di un giudice. 3 anni di reclusione, 4 di sospensione della patente e 5 di interdizione dai pubblici uffici è la condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo al 42enne trentino che nel gennaio del 2016 in A4 travolse l'auto sulla quale viaggiavano Alberto Casagrande, 23 anni, di Mareno di Piave, e i fratelli Antonio e Daniela Ago, 23 e 21 anni, di Conegliano. Un impatto terribile, tutti e 3 i giovani morirono sul colpo. Una condanna accolta con amarezza dalle famiglie dei ragazzi che si aspettavano una pena più severa, nonostante il pubblico ministero abbia chiesto il massimo previsto, 4 anni e 6 mesi, che sono stati scontati di 1/3 per il ricorso da parte dell'imputato al rito abbreviato. Il giudice è stato anche bravo perché ha dato il massimo della pena, però non è giusto che per 3 morti i figli non ci sono più, che è più una condanna così minima. La delusione e la rabbia sono tante anche per i genitori dei 2 fratelli Antonio e Daniela Ago morti nell'incidente. 20 anni fa la famiglia era arrivata in Italia dall'Albania in cerca di una vita migliore. In seguito a quell'incidente i genitori hanno perso ogni ragione di vita. La notte del 29 gennaio di 2 anni fa i 3 ragazzi stavano tornando da Milano, dove erano andati a vedere un concerto. Rientravano a casa in A4 quando all'altezza di Bergamo hanno trovato una coda. Si sono fermati in colonna con le 4 frecce accese, ma il furgone condotto dal 42enne non si è accorto della coda ed è piombato sull'utilitaria dei giovani, stritolandola. Nei giorni scorsi l'uomo ha scritto alle famiglie delle vittime un biglietto di scuse, ma per i genitori che hanno perso i figli in quel terribile schianto un biglietto a 2 anni dalla tragedia serve a poco. Ora è arrivata la sentenza troppo mite, secondo i genitori. Lui è libero, tranquillo, che fa il suo lavoro, penso, non lo so, perché non hanno detto niente, ma comunque è libero con la sua patente e via. Siamo noi che siamo in carcere, io sono morta dentro. Già il dolore c'è dentro di noi di non aver più il figlio, no? Che era il massimo, e adesso questo ancora di più. È morto 2 volte, ecco. La Procura di Rovigo ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo per il decesso del 64enne Luigi Marangoni, avvenuto il 3 gennaio all'ospedale di Rovigo, ed ha iscritto nel registro degli indagati ben 9 medici, 8 nefrologi ed un internista, tutti in servizio all'Arcispedale Sant'Anna di Cona di Ferrara, dove la vittima è stata a lungo ricoverata. La vicenda di Marangoni, polesano d'origine ma stabilitosi a Ferrara ed invalido a causa della sua patologia diabetica, è iniziata nel settembre scorso
scorso quando si è infortunato in casa ad un piede. Il medico di base gli aveva consigliato di prenotare una visita specialistica e di chiedere l'intervento degli assistenti domiciliari. Questi ultimi, nonostante la moglie continuasse ad insistere sull'opportunità di ricoverare il marito all'ospedale, la rassicurarono sostenendo che la ferita non era grave. Era invece in atto un'infezione che in poco tempo portò ad una cancrena e alla morte dell'uomo. Oggi il PM ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo e come atto dovuto ha iscritto nel registro degli indagati 9 sanitari, praticamente quasi tutta l'equipe medica del reparto di nefrologia del Sant'Anna, più una dottoressa di medicina interna. Ora la cronaca da Padova. Prima gli offrono la droga, lui sbuffa, loro reagiscono insultandola. Aggressione nel piazzale della stazione di Padova. Sentiamo. Oggi preferisce non parlare, è ancora scosso. Professionista con studio in zona davanti alla stazione, ci passa almeno 5 volte al giorno, li conosce tutti, racconta. 24 ore fa camminava di fretta davanti a questa pasticceria quando 2 magrebini gli dicono vuoi roba? Un semplice sbuffo, l'insofferenza di chi è esasperato dal quotidiano convivere con malviventi e spacciatori, tanto basta scatenare la loro reazione. Italiano, seguito da una pesante offesa e lui non ce la fa, si ferma, li guarda. Uno dei 2 diventa aggressivo, urla l'italiano, chiede l'aiuto dei passanti che chiamano i carabinieri. Intanto al primo magrebino si aggiunge il secondo che lo colpisce con un pugno al fianco. L'uomo, 45 anni, un fisico atletico, si difende, solleva alcune sedie. Finalmente un italiano chiama i carabinieri che arrivano in pochi istanti e immediatamente arrestano i 2. In carcere finiscono 2 tunisini di 31 e 22 anni con precedenti specifici. Tanta la paura per il libero professionista, tanta l'amarezza di chi si ostina a voler tenere aperta la sua attività. Dopo le 5, così quando comincia il buio, è veramente pericoloso restare qui. Io sono chiusa dentro, naturalmente ho il campanello, apro che mi pare, però non è bello. Ma non è migliorato niente negli anni? È peggiorato. È peggiorato. Una situazione al collasso e da Piazzale Stazione arriva un appello. Cerchiamo di raggrupparli e dire questi non devono restare qui. E quelli che hanno preso ieri, l'altro ieri, 2 giorni fa, 7 giorni fa, sono belli, tranquilli, vanno tranquillamente in giro. Ed ora andiamo a Mestre, dove nel pomeriggio è andato in scena il corteo contro il degrado e la criminalità. Vediamo. Non accettiamo più si debba subire le aggressioni, non accettiamo più che i nostri giovani rischino. Vengono a dormire sulle scale e abbiamo dovuto bloccare l'ultimo piano con una catena e con delle fioriere. Abbiamo dei nipoti che non possono venire la sera a mangiare da noi da soli e abitano di fronte. Perciò da noi si fermano anche 10-12 negri con delle facce da volta stomaco, oltre tutto quello che fanno davanti ai cassonetti, perché in pieno giorno si calano i calzoni e fanno sia la pipì che la popò. Uniti dall'esasperazione per una situazione che non accenna a migliorare, decine e decine di cittadini hanno preso parte al corteo organizzato dal comitato Marco Polo per dire basta al degrado e allo spaccio a Mestre. Partenza all'ingresso del sottopasso dove pochi giorni fa è stata aggredita una cittadina. Da qua vogliamo lanciare un messaggio chiaro e forte. Dobbiamo trovare una soluzione, l'unica soluzione è il DASPO, la soluzione che risolve il problema è il DASPO, vogliamo il DASPO urbano, che fa sì che se una persona viene diffidata, se viene ripescata nell'area da cui è stato diffidato, questo finisce in galera. Abbiamo anche paura, perché via Coldilana ad esempio alla sera è poco fruibile veramente. Abitiamo in questa zona e notiamo che praticamente è invivibile, non si può più passare qua da soli. In quanto tempo è peggiorata? Direi nell'ultimo anno la situazione è peggiorata moltissimo. Io sono preoccupata perché arriverò con l'ultimo autobus da via Ancona qua alla stazione di Mestre, poi non ci sarà più coincidenza che porta su nel sottopasso di Marghera e io mi ritroverò a doverlo fare per forza. Che più che degrado dell'ambiente, qui assistiamo al degrado della civiltà. Siamo come con l'impressione di essere abbandonati dalle autorità che hanno in mente altro e qui la situazione a vista d'occhio peggiora continuamente.
Da qui un messaggio al sindaco. Signor sindaco, si muova, perché non è possibile che la gente deve rompersi le scatole e perdere tutto questo tempo, organizzare manifestazioni, perdere ore di lavoro e rompersi le scatole per delle cose che sono dovute. Ed ora andiamo nel Trevigiano, tragedia questa mattina a Vazzola, un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava la strada. Stava attraversando la strada appoggiato al suo carrellino in centro a Vazzola e la sua vita è finita lì, sotto le ruote di un camion che non si è accorto di lui e l'ha travolto, trascinandolo a qualche metro dalle strisce pedonali. È morto così Sergio Zanchetta, 87 anni, operaio in pensione, residente a poca distanza dal luogo della tragedia, via Cesare Battisti. L'anziano era molto conosciuto in paese, nonostante l'età e gli acciacchi che lo costringevano a muoversi con il deambulatore. Zanchetta usciva tutti i giorni di casa per andare a comprare il pane o fare 2 chiacchiere al centro anziani. E così stamane, come tutte le altre mattine, l'uomo era andato a comprare il pane e stava probabilmente rincasando. Sono le 10:15, in via Cesare Battisti, la trafficatissima arteria principale di Vazzola, c'è una lunga coda di auto e mezzi pesanti fermi al semaforo, in attesa del verde. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Zanchetta inizia ad attraversare passando tra 2 camion fermi vicinissimo al muso del tir. Dall'alto della cabina l'autista, un 45enne veneziano, non lo vede e quando scatta il verde innesta la prima e parte. A quel punto, nonostante le urla di alcuni passanti, per Zanchetta non c'è nulla da fare. Nonostante la velocità bassissima del camion, l'anziano viene travolto e resta esanime sull'asfalto. Al suo fianco ancora in piedi il deambulatore con il sacchetto del pane nel cestino. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Incendio nella tarda mattinata in località Maso di Sopra, nella Lessinia, nel Veronese. Interessato dal fuoco è stata una buona parte della copertura di una palazzina di 3 piani con 13 unità abitative. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad evitare che le fiamme, spinte dal vento sostenuto, si propagassero alla parte restante della costruzione. L'edificio è stato dichiarato inagibile, 4 famiglie, una decina di persone in tutto dovranno essere ospitati in altre strutture messe a disposizione dal comune di Rovere Veronese. Ed ora andiamo a Trissino, dove la Miteni ora presenta il conto. Stiamo parlando della vicenda PFAS. Sentiamo. Trissino, dopo essere finita sotto i riflettori, dopo l'esame della commissione d'inchiesta parlamentare per la vicenda dell'inquinamento da FAS, ora la Miteni presenta il conto. L'azienda si è infatti rivolta al TAR quantificando in 98 milioni e mezzo di euro le perdite che potrebbe subire per il calo di fatturato, carotaggi e altro. Ricorso al TAR Veneto presentato nei confronti della Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, l'ARPAV, il Comune di Trissino, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e Alto Vicentino Servizi. Contestato in particolar modo la necessità di eseguire una serie di buchi su una maglia di 10 metri per 10, dove peraltro, spiega sempre l'azienda, non ci sarebbe riscontro di una contaminazione della falda, il tutto peraltro in tempi stretti. Questo di fatto, spiega la Miteni, provocherebbe il fermo dell'azienda e un danno grave. Ed ora la pubblicità, linea alla regia, tra poco restate con noi. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora del crack del Vicenza Calcio, sentenza nel pomeriggio che dichiara il fallimento della società. Sentiamo. Con il provvedimento che ha la forma della sentenza, con il quale è stato dichiarato il fallimento della società. L'ora della verità è scoccata, la sentenza di fallimento per la società Vicenza Calcio è arrivata. Un'ora di udienza in mattinata con la comparsa anche dell'amministratore unico San Filippo e poi nel pomeriggio la decisione che però, come chiesto dalla Procura, prevede. Ha deciso di disporre l'esercizio provvisorio. Da oggi l'attività della società Vicenza proseguirà.
Curatore fallimentare confermato Nerio De Bortoli, il cui compito primario sarà curare l'interesse dei creditori, in primis i giocatori. Una decisione per il bene della squadra e della società dopo che lo stesso tribunale ha preso atto di una grave insolvenza in essere quantificata in svariati milioni di euro e senza adeguate garanzie. Compito ora del curatore anche un'attenta analisi dei bilanci e della situazione patrimoniale della società. L'obiettivo immediato è ricostruire un clima di fiducia attorno alla squadra e ovviamente chiudere il campionato, e per questo si è anche al lavoro per trovare tutti i mezzi economici necessari. Intanto si sta attenti alle spese, anche quelle spicciole. Si andrà in trasferta cercando di contenere i costi, perché tutti dovranno fare un piccolo sacrificio. Soddisfatta l'Associazione Italiana Calciatori, che guarda avanti. Adesso bisognerà continuare la scalata, rimboccarci tutte le maniche, per primi i calciatori che dovranno dimostrare, come hanno già dichiarato in più occasioni, l'attaccamento alla squadra, ma soprattutto al fatto che la stragrande maggioranza dei giocatori resterà a Vicenza per centrare l'obiettivo, che è quello della salvezza. Ci sarà poi il tempo dell'asta e qui l'appello è alla società civile. Chi ha la volontà di far partire questo nuovo percorso, con la consapevolezza e la speranza che la squadra mantenga la categoria, sarebbe un passo avanti per una rinascita futura del Vicenza. È alta 12 km, la si vede da mezzo Veneto, è nata per celebrare il centenario di Porto Marghera, ma oltre a migliaia di battute ironiche, la colonna di luce voluta dal sindaco Brugnaro ha scatenato le proteste degli ambientalisti. Monta la polemica sul fascio di luce alogena proiettato da alcune notti nel cielo di Marghera per celebrare il centenario del sito industriale. Ad aprire le danze era stato Natalino Balasso, che, abbandonate le vesti del comico, si era scagliato contro il sindaco Luigi Brugnaro, accusandolo niente meno che di fascismo luminoso per il presunto inquinamento visivo e per gli alti consumi elettrici dell'iniziativa, pagata comunque con soldi privati. Nel mirino dell'artista polesano anche Arpav, rea di aver ritirato la diffida al comune in cui si denunciava il mancato rispetto delle norme regionali. Sulla stessa linea il consigliere comunale grillino Davide Scano. Il comportamento di Arpav su questo è a dir poco giullaresco, perché non si può fare una diffida per sanzionare questo inquinamento presunto luminoso ai sensi della legge regionale e poi ritirare tutto su mandato politico. Io credo che Arpav probabilmente abbia certificato così la sua inutilità e dovrebbe essere forse chiusa. Nessuna motivazione politica, ribattono da Arpav, avevamo usato una formulazione impropria, quella della diffida, poi sostituita da una successiva comunicazione. Acquisiremo gli elementi tecnici necessari a valutare la situazione. Ma la questione non è chiusa per i 5 Stelle, che hanno presentato un'interpellanza a firma Sara Visman, sollevando la questione del mancato rispetto della legge regionale sull'inquinamento luminoso. A quanto ci risulta, spiega la consigliera, le prescrizioni sono state disattese. Se c'è qualche motivo giuridico che noi non conosciamo, vorremmo ci venisse spiegato, altrimenti quel faro va spento. Su Porto Marghera è giusta l'attenzione, ma è altrettanto giusto ricordare che finora, a circa 3 anni dall'inizio del mandato di Brugnaro, non è stato fatto assolutamente nulla. Una petizione è intanto comparsa su change.org per chiedere al sindaco di spegnere il faro da 72.000 watt, raggiungendo in poche ore il migliaio di firme. Ed ora gli spettacoli, annunciate 2 date venete per il tour di Bob Dylan. Un mostro sacro sfuggente e il fascino sta anche qui. Non capita a molti di essere considerati leggenda già in vita, ma è il destino di Robert Allen Zimmerman, al secolo Bob Dylan, l'uomo che ha spinto l'Accademia di Svezia a consegnare il Nobel per la letteratura per la prima volta a un cantautore musicista. Uno che peraltro il Nobel lo ha preso con calma, facendo aspettare per mesi i reali di Svezia, come si conviene a un mito. Sfuggente per tanti, ma non per i fans di tutto il mondo. In Europa lo attendono a marzo e in aprile anche il Veneto potrà vederlo sul palco. L'annuncio di 3 nuove date in Italia e 2 proprio qui. Palazzo del Turismo Jesolo giovedì 26 aprile, Arena di Verona venerdì 27 aprile. Biglietterie già bollenti per il menestrello del rock, fans giovani e meno giovani, pronti a spellarsi le mani per repertorio classico e aggiornato. D'altronde un Nobel è sempre un Nobel. Ed
Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo questa sera a 20:10, subito dopo i TG, si parlerà del degrado a Mestre, ospite in studio Luigi Corò. Ed è tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, prosegue un tempo stabile sulle nostre regioni. Nella giornata di venerdì 19 gennaio sarà il sole a farci compagnia. Nel dettaglio sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse, al mattino specie sulle pianure centrali, ma in rapido dissolvimento. Più sole sul resto della regione dove il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto con possibili rovesci sul Triestino a partire dal pomeriggio. Asciutto e soleggiato sui restanti settori con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 5 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque e tanto sole sulla nostra regione, cielo sereno sul Trentino, poco nuvoloso altrove con addensamenti e anche con locali nevicate sui settori alpini di confine, anche a bassa quota. Le temperature massime si attesteranno sui 13 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali lungo le coste e meridionali al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.